Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, gruppo TV7, come vi ricordo di consueto siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Questa sera puntata importante perché parleremo, come vedete già il titolo sopra la mia testa, dei tumori della pelle e delle parti molli, dunque un argomento molto interessante, poi visto che siamo d'estate dunque è uno dei tumori che magari il sole non è che faccia molto bene, ne parleremo ovviamente con il nostro ospite, ma vi ricordo che nella seconda parte parleremo per la terza puntata consecutiva della Basilica del Sant'Antonio. Questa sera vi consiglio di vederla perché siamo andati sopra le cupole, dunque nelle viuzze, nei labirinti delle scale delle cupole che sono davvero straordinarie. Pensate che sono aperte anche al pubblico, basta prenotare, ovviamente le prenotazioni sono date a ruba per poterle visitare, ovviamente bisogna star bene, non bisogna avere problemi di cuore perché è un po' impegnativo fare quella passeggiata, però merita. Ecco, questa sera nella seconda parte parleremo di quello, però nella prima, torniamo alla prima, parleremo di tumori della pelle e delle parti mobili con il professor Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica melanomi e sarcomi dello IOV. Grazie professore di essere con noi intanto. Grazie a voi per l'invito. È sempre un piacere avere poi persone di questo spessore perché spiegano soprattutto alle persone come si può soprattutto dico prevenire questa brutta malattia. Pensi professore che nelle puntate precedenti, ormai sono diverse puntate che parliamo di sanità e di medicina, in virtù che con le elezioni c'è la par condicio, e tutti quelli che sono venuti mi hanno rincuorato perché ha detto che tra poco con le ricerche, con tutto quello, fra una ventina d'anni più o meno, il tumore verrà debellato quasi, e quindi se verrà debellato il tumore con una sana alimentazione potremmo vivere fino a 150 anni, hanno detto i suoi predecessori. Non so se è vero o no, però è un bel auspicio, insomma. L'auspicio è sicuramente bello e ci auguriamo tutti che succeda questo. Io ricordo il professor Veronesi tanto tempo fa, diciamo una ventina d'anni fa, il quale si è sbilanciato, aveva detto fra 10 anni il cancro sarà debellato. Ecco, questo mi rende quindi un po' scettico perché 10 anni da allora sono passati, forse sono passati 20 anni e purtroppo il cancro c'è ancora. Insomma, però progressi ne sono stati fatti tanti. È curabile, certi esatto, per esempio al seno hanno un'alta possibilità di salvarsi, insomma, di guarire, quindi qualcosa è stato fatto. Però ne parleremo dopo. Prima, come sempre, di iniziare la nostra puntata abbiamo l'assessore Ciano Contin che come di consueto viene a trovarci. Sentiamo cosa ci dice questa sera. Grazie per la linea Giorgio, un saluto a voi in studio, naturalmente qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico che ormai conosciamo, molto buio Femociaro. Ciao a tutte le persone che ci ascoltano da casa. Sì, allora, assessore, ormai abbiamo passato un po' il veto che c'era sulle elezioni europee per cui non si poteva parlare di politica, oggi finalmente possiamo tornare a parlare di politica, liberi tutti. Ma è una curiosità rispetto appunto alle elezioni europee, come sono andate per il vostro partito politico? Strepitosamente bene, vede. Strepiso? Vabbè, adesso non riesco neanche io. Non viene neanche lei, no, però perché molto lei difficile. mi mangia, vabbè. Vede, siamo rimasti putrefatti dal risultato che abbiamo ottenuto, 100% in più rispetto alle europee precedenti abbiamo acciappato, incredibile. Io mi auguro che queste sue apparizioni qui da me le abbiano portato appunto questo risultato, perché il doppio addirittura è un grande risultato. Ho ancora da capire chi è il secondo che magari vota oltre a me stesso. Questo resta un mistero. Se ci stai ascoltando andiamo a bere una roba, ti fa piacere. Cioè, no? Come scusi, il secondo vuol dire che lei ha preso solo due voti? Ma 2 voti sono pochissimi. Ma sì, non ho neanche fatto campagna elettorale, non che ho voglia mi sono uno che piace stare comodo in comune, andare avanti e indietro a Bruxelles mi annoiavo. Con tutte le carte che abbiamo, cause e avvocati, mi stavo a sentare in ufficio, stavo bene. Come diceva Toro seduto. Toro seduto, presente. No, non credo dicesse così. Comunque, assessore, lei doveva fare le elezioni apposta perché poteva essere un'opportunità andare a Bruxelles, far sentire la vostra voce. Poi, se lei è impegnato con queste carte... Cause e avvocati. Cause e avvocati. Rogne, mucho rogne. Ma tipo? Col Don.
della parrocchia. Cioè, scusi, è in causa col dono della Sì, parrocchia. ci ha accusati, va bene, di cavargli la corrente dalla canonica per andare a alimentare il campo da calcio. Dai. E mi auguro che non sia vero, no? Stiamo non è scherzando? vero, no, Guardi, no. io qui lo voglio dichiarare, no, mai, e ripeto, mai, Certo. autorizzato Daniele, l'elettricista del comune, Sì. a tirare a prolunga, quella rossa, sede Giamper presente, da il spogliatoio dei maschi, sotto sulla sinistra che c'è il bagnetto, Sì. finalmente alla canonica dietro dove chi tacca la friggitrice per la sagra, è presente? Ecco, mai, ripeto, mai Mai, autorizzato Daniele l'anno scorso a luglio a tirare la prolunga. Esatto. Cioè io penso che tutti questi particolari, insomma, le diano ragione, se la conoscete. Però, vabbè, insomma, è in causa e mi dispiace che sia così. Insomma, Dopo abbiamo anche un'altra mezza causa. Sì, un altro piccolo problemino, insomma, che abbiamo Cioè, tipo? nel nostro comune. E purtroppo... Avete bruciato? Lei lo sa, è successo che nelle precedenti elezioni qualcuno un fantomatico, perché mi è giunta voce che lo c'è so, questa cosa, però io spero che non sia vero, no? Un fantomatico figuro con le mie sembianze è stato avvistato la notte precedente le elezioni a brusare i manifesti elettorali dei miei avversari politici. Esatto, questa è una voce che girava anche qui in studio e io sono certo, perché la conosco e qualche dubbio l'avevo, però insomma io sono certo della sua buona fede, non è stato lei. Non so mica quello del video, dai, non so quale mica video, del video. scusi, quale video? Dite guardi su YouTube, assessore brucia manifesti elettorali dei suoi avversari e c'è un figuro che vagamente mi somiglia, ma che fatalità brucia i cartelloni dei miei avversari. Ma che fatalità, per piacere. Guardi, scusi, è una questione anche io adesso sto ridendo perché mi fa sorridere. Bisogna parlare col mio avvocato per capire se ero mio. No, però io rido per non piangere. Io rido per non piangere, perché lei in questo modo veramente, insomma, si dipinge come non dovrebbe essere. Oltretutto, questo video per me non va assolutamente bene. Ma neanche per me, pensavo che facesse più visualizzazioni, no? Io seguite sarà fare ridere, metterà mi piace, invece niente, dai. Bisogna avere poca più ironia, no? Sulle cose. Ironia, cosa c'entra l'ironia, assessore? C'entra l'ironia, perché adesso noi siamo sommersi da carte, da rogne con avvocati, cosa fai? O ti tiri la vanga sui piedi, oppure accetti e prendi con ironia quello che... Ma come fa a prendere con ironia? In che modo, scusi? Tipo, se volete contro una barzelletta sugli avvocati. Dai, ascoltami. Sento che hai bisogno di un bravo avvocato dove andare in cerca? No. Sui colli? Perché avvocati? Capire. Avvocati, no. Voglio sui colli. Avvocati. Seria avvocati. Senz'altro. Va bene, abbiamo visto anche Gaetano, Pippo e Marco, e mentre il trio che tra l'altro in questo periodo fa sold out dappertutto. Vi ricordo che tutte le sere prima dell'inizio delle nostre programmazioni c'è lo sketch di loro, che tra l'altro è molto seguito sia sui social che anche nella nostra televisione. Avete visto l'ospite, è il professor Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica, melanomi e sarcomi dello IOV. Allora, prima di iniziare a parlare, quando ha iniziato a fare questo lavoro, ha subito iniziato a farlo per quanto riguarda i melanomi sarcomi, oppure ha iniziato con altre, diciamo... Io mi sono affiancato al professor Mario Lise dopo la specializzazione, con lui ho fatto anche la specializzazione. Il professor Lise si è sempre occupato di chirurgia oncologica, aveva capito che ormai la chirurgia generale nel suo complesso non può essere più definita così ad alto livello, servono appunto le specializzazioni. Lui era uno specialista di chirurgia oncologica e i suoi allievi si sono a loro volta specializzati in alcuni settori della chirurgia oncologica. Per essere oggi competitivi a livello nazionale e internazionale, a livello chirurgico bisogna approfondire molto gli aspetti scientifici e clinici della patologia. Il motivo per cui io mi sono interessato di melanomi e di sarcomi è stato che questo era a Padova un argomento relativamente poco affrontato, poco seguito, e ho cominciato quindi con uno stage prima all'estero. Sono stato a Londra al Royal Marsden, dove c'era un'equipe che affrontava questa problematica. Mi sono formato e tornando poi ho cominciato questa attività,
a livello superiore nel 1984. Ma perché professore, le interessava queste tematiche dei sarcomi, dei melanomi? Cioè, perché sai, la specializzazione, una volta, come diceva lei, era generalizzato il reparto di Lise. Poi ognuno ha preso lei proprio ha preso questo. Come mai ha preso questo settore? Perché le interessava, si è incuriosito, per quale motivo? Ma perché era un argomento interessante dal mio punto di vista, perché mi dava la possibilità di affrontare dal punto di vista chirurgico il trattamento loco-regionale, sviluppare delle procedure speciali per il trattamento loco-regionale. In particolare la prima procedura che io ho sviluppato qui a Padova è stata la perfusione ipertermico antiblastica di Arto. Cos'è? Deve spiegare, io le interromperò perché deve spiegarla. È un trattamento loco-regionale che prevede con un intervento chirurgico, di isolare i grossi vasi alla radice di un arto e di perfondere l'arto, isolato, quindi in circolazione extracorporea, quella che si fa quando si opera in cardiochirurgia, per dire. Quindi isolare l'arto chirurgicamente, inserire delle cannule e far circolare dei farmaci che curano localmente la malattia. Siccome i melanomi e i sarcomi spesso sono localizzati agli arti e qualche volta portano a degli quadri clinici che necessitano dell'amputazione, in alternativa all'amputazione questo trattamento dà degli ottimi risultati. In parole povere, quel piccolo neo porta anche all'amputazione dell'arto. Ci sono, ovviamente quando noi pensiamo al melanoma pensiamo a un neo, però essendo un tumore maligno tende a dare le metastasi e le metastasi possono andare un pochino dappertutto. Uno dei luoghi dove più frequentemente il melanoma dà metastasi è intorno a dove è nato. Si chiamano metastasi in transito, sono come degli altri melanomi che fioriscono nell'arto. Quindi quando sono più di uno capisce che la chirurgia da sola non li può curare e quindi per curare la zona ammalata si deve ricorrere a delle procedure speciali. Senta, io adesso andiamo a vedere un servizio melanoma, poi andremo a trattarlo. Nell'informarmi, proprio il 28 marzo ho letto un articolo dove Torino è la città con la maggiore incidenza di melanomi e il trend è in costante aumento. E come diceva lei, il melanoma è un tumore maligno. Fino a 20 anni fa era una patologia considerata rara, mi corregga, sto leggendo questo. Oggi la sua incidenza è andata progressivamente aumentando in tutta la popolazione occidentale, con una crescita annua del 4%. Come mai secondo lei questo tumore 20 anni fa era sconosciuto e ora addirittura ha un aumento del 4% annuo? Ma la causa che viene ritenuta dagli studi epidemiologici fatti finora più probabile di questo fenomeno è il fatto che negli ultimi 50-60 anni, con il benessere economico, si è instaurata l'abitudine dei weekend al sole in cui si prendono delle scottature terribili. Allora, il fatto di prendere, soprattutto in giovane età, anche durante l'infanzia, delle scottature espone il soggetto più avanti nella vita a sviluppare il melanoma. Ah, quindi è il sole quello che incide in maggiore. E allora incide perché il sole non è più, uso un termine pratico e comprensibile a casa, bello come lo era una volta, oggi è più inquinato, che porta a questo secondo lei? Oppure indipendentemente anche una volta se si prendeva il sole male poteva far sì che ma il sole in questo caso non viene visto come inquinato o meno, ma come fonte di radiazioni. Allora non dipende dall'inquinamento dell'aria o dell'atmosfera questo, dipende dal fatto che se uno sta per molte ore al sole accumula dei danni a livello cellulare, a livello di genoma cellulare, che poi sommandosi a un certo punto possono dare in alcuni soggetti, ovviamente non in tutti, è come il fumo di sigaretta per il cancro del polmone un pochino, no? Danno dei danni che si accumulano e che quindi poi possono portare le cellule, i melanociti in questo caso, a impazzire e quindi a dare il tumore. Le faccio una domanda, il sole può far solo questo tipo di tumore o anche altri tipi di tumore? Ecco, diciamo che il melanoma è il più pericoloso dei tumori che può dare il sole, ma non è il più frequente. Gli altri due tipi di tumori sono i basagliomi, che sono tumori che hanno una malignità sostanzialmente locale. Ma cosa sono? Sono sempre dei tumori della pelle, tumori della pelle che nascono come delle specie di crostine quando sono nella prima fase, che poi si sviluppano e diventano delle ulcere e che quindi poi diventano
nelle fasi più avanzate anche destruenti, diventano anche molto, diciamo, difficili da trattare localmente, però nella fase iniziale sono trattabili con un semplice intervento chirurgico di asportazione. L'altro tipo di tumore sono i tumori spinocellulari, che sono comunque un pochino più pericolosi dei basagliomi. Quali sono i spinocellulari? Sono dei tumori che si manifestano pressappoco nella stessa maniera, ma in maniera un pochino più aggressiva. Sempre Quindi, sulla pelle? Sempre sulla pelle, sotto forma di ulcerazioni. Le ulcerazioni poi tendono ad allargarsi e anche in questo caso possono dare dei problemi di tipo sia estetico sia funzionale. Senta, prima di andare a vedere il servizio, il melanoma arriva allora, come dicevamo, in questi ultimi 20 anni, visto che era sconosciuto, mi sembra di aver capito, mi corregga, che viene soprattutto per colpa e responsabilità dei raggi del sole, insomma. Ecco, questa è la causa maggiore riscontrata da diversi studi epidemiologici. Un aspetto, diciamo così, molto pragmatico che si può mettere in evidenza è il fatto che le popolazioni che si sono trasferite, per esempio, dalla Scozia in Australia, dove siamo molto vicini all'equatore, oggi soffrono di melanoma molto di più che non, per esempio, in Italia. Perché? Perché una popolazione con la pelle bianca, gli occhi azzurri, le lentiggini, che si protegge poco dal sole, va incontro a un'esposizione solare molto intensa e negli anni può quindi andare incontro a tumori della pelle, Quindi compreso il melanoma. È fondamentale, come diceva prima, da soggetto a soggetto anche la carnagione di un soggetto. Cioè, certo. Allora, per assurdo, le dico, uno di colore ha molte meno possibilità di prendere un melanoma? Infatti è così. Nella popolazione nera il melanoma si manifesta sulle piante dei piedi e delle mani. È molto più raro che nella popolazione bianca. Perché sono parti bianche dunque nelle mani e nei piedi. Incredibile, è molto interessante, avete capito? Beh, andiamo a vedere il servizio sul melanoma e poi ovviamente abbiamo molte cose da chiedere al professor Riccardo Rossi, vediamo. Il melanoma è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. Secondo i dati del Registro Tumori del Veneto, nel 2015, l'ultimo anno disponibile, si sono registrati 1318 nuovi casi, ossia il 4,3% dei tumori diagnosticati. Non ci sono particolari differenze tra uomini e donne, mentre la fascia d'età più colpita è quella compresa tra i 50 e i 69 anni, con 520 nuovi casi registrati sempre nel 2015. L'incidenza nello stesso anno è stata di 28,02 casi ogni 100.000 abitanti tra gli uomini e 22,53 tra le donne. L'età media alla diagnosi è di 59 anni ed è leggermente aumentata dagli anni 90 ad oggi. Il rischio cumulativo del melanoma cutaneo negli uomini equivale a 39, il che significa che è necessario seguire 39 uomini nel corso della loro vita per trovarne uno che sviluppi un melanoma. Nelle donne, invece, il rischio cumulativo sale a 51. Ha i tassi di sopravvivenza tra i più alti sia nel genere maschile che in quello femminile. A 5 anni dalla diagnosi è dell'88,8% negli uomini e dell'89,5% nelle donne. La maggior sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi si registra per i pazienti di età compresa tra i 15 e i 49, con un tasso del 92,2% negli uomini e del 97,5% nelle donne. A 10 anni invece il tasso di sopravvivenza è dell'83,8% nei maschi e dell'87,6% nelle femmine. Nonostante una brutta malattia ha un'alta possibilità di uscirne, insomma, uno che prende questo... Io aggiungerei un dato epidemiologico interessante, sempre dati del Registro Tumori del Veneto, che al di sotto dei 50 anni il melanoma è il primo tumore nell'uomo e il secondo nella donna. Al di sotto dei 50 anni? Al di sotto dei 50 anni. Cosa significa questo? Ovviamente i tumori tendono a colpire la popolazione dai 50 anni in su, perché, come dicevo, sono spesso dovuti all'accumulo di alterazioni del genoma, no? Quindi cose che si sommano e che quindi si manifestano poi con l'età. Ecco, quindi al di sotto dei 50 anni i tumori sono relativamente, fra virgolette, rari, più rari rispetto a dopo. E questo implica che ci possa fare una classifica diversa, mettendo in relazione il melanoma rispetto agli altri tumori.
Ecco, al di sotto dei 50 anni il melanoma è il primo tumore nell'uomo e il secondo nella donna. Però ho visto, come diceva lei giustamente, si prende da giovane, cioè il sole può colpire in gioventù e poi la malattia esce quando ha un'età che supera i 50 anni, insomma dunque ha un'incubazione terribile, cioè un arco lunghissimo. Il fatto è che tutti i tumori, in particolare il melanoma, sono sorvegliati dal sistema immunitario, cioè tutti produciamo delle cellule cancerogene. E fino a un certo punto riusciamo a distruggerle perché il nostro sistema immunitario le riconosce. Questa soglia di riconoscimento varia da soggetto a soggetto, chiaramente. C'è chi ovviamente il tumore non lo sviluppa mai e quindi vuol dire che il suo sistema immunitario continua a sorvegliare bene. Poi, con l'andare degli anni, può verificarsi che il sistema immunitario in qualche momento si addormenti o per motivi di stress o per motivi di altro genere o per malattie concomitanti eccetera, per cui poi quello che è l'equilibrio che si era instaurato si rompe e quindi il tumore progredisce. Vediamo un attimino di pubblicità e poi ci ritorniamo. Rimanete con noi, tra poco.